Crescono le aziende produttrici di energia, di gestione delle acque e smaltimento rifiuti, le imprese di costruzioni e le industrie alimentari, mentre perdono le aziende di trasporti e quelle dedicate ai servizi alla persona. È ciò che emerge dal report annuale promosso dal quotidiano La Nuova Sardegna, in collaborazione con la Camera di Commercio e Università di Sassari. Arrivato alla sua sesta edizione, mette in relazione le aziende di tutta l'isola. Abbiamo appunto una classifica delle 1000 aziende migliori per bilanci di tutta la Sardegna. Sono anche alcune novità perché complessivamente ci sono oltre 140 nuovi ingressi e questo indica anche una sorta di dinamismo dell'economia della Sardegna, ma credo che sia uno strumento molto utile anche per chi governa questa regione perché può dare uno spaccato chiaro e aiutare e guidare a prendere decisioni per il futuro della Sardegna. Anche se il cumulo dei fatturati è in crescita, la classifica top 1000 è rimaneggiata perché non tutte le economie nel 2021 si sono riprese allo stesso modo. Basti pensare al primo quadrimestre del 2021 ancora caratterizzato dalla pandemia e quindi di conseguenza col comparto turistico e la sua filiera ancora un po' in difficoltà. Province e comuni con le imprese più performanti, tutte inserite in un inserto di 56 pagine che la Nuova Sardegna proporrà nelle edizioni di domani ai propri lettori. Uno strumento importante che fotografa il mondo imprenditoriale sardo nell'anno 2021. Per quest'anno abbiamo anche un nuovo appuntamento che faremo domani invece ad Olbia, sempre sulla presentazione dello stesso. Quindi è un'iniziativa molto importante, molto efficace, che sta diventando anche un pochino un punto di riferimento, una tradizione per l'economia regionale sarda.